Colleghi! È finita così la 16ª legislatura della Repubblica Italiana, tutti a casa dopo 1684 giorni caratterizzati da scandali e tensioni, liti fra i partiti e cambi di governo, lacrime e polemiche. Ai parlamentari trevigiani abbiamo chiesto di dare un voto a questa tornata. Io credo che il Parlamento abbia fatto un ottimo lavoro in questa legislatura, portando a compimento tutti i numerosi provvedimenti generati da un'emergenza economica straordinariamente grave. Tutto è stato fatto come le autorità internazionali esigevano fosse fatto e come i bisogni del Paese esigevano fosse fatto. Un buon lavoro. La cifra positiva di questa legislatura è stata la decisione di togliere la fiducia al governo Berlusconi e consentire l'avvio di una fase nuova per la politica italiana con il governo Monti. Per quella cosa lì mi do un 9. Per i primi 4 anni direi decisamente insufficiente, siamo arrivati all'orlo del default con il governo Berlusconi. Nell'ultimo anno un po' di recupero, eliminati i vitalizi dei parlamentari, fatta la legge anticorruzione e recuperata la credibilità del Paese in sede internazionale. Difficile dare un voto se non completamente negativo. Io credo che difficilmente si poteva far peggio di così, non so quali benefici abbia portato a questo Paese se non portare a disperazione tantissime famiglie. Ma del governo Monti qual è il ministro migliore? Il miglior ministro Corrado Clini per come ha saputo gestire la complicatissima questione dell'Ilva. Clini, perché è quello che si è trovato a dover gestire delle situazioni molto complesse. Io sceglierei una donna, la Severino, che finalmente ci ha dato una legge anticorruzione, e sceglierei anche il ministro Moavero, che ha fatto come ministro degli affari europei un grandissimo lavoro di tessitura supportando il lavoro di Monti. Secondo me è stato il ministro Clini, che vedo che è un profondo conoscitore della materia. E quale invece il ministro peggiore? Il peggiore è Terzi di Sant'Agata per come non ha saputo gestire il caso dei Marò in India. Sicuramente Passera è stata un po' una delusione, la stessa Cancellieri mi sembra possa essere stata una delusione, la Severino poteva fare qualcosa in più. Mi sembrano stati davvero molto anonimi Terzi e Di Paola, difesa ed esteri. Sicuramente la Fornero, che con quei suoi atteggiamenti schizofrenici non sa neanche cosa significa andare in pensione a 70 e oltre anni. E allora si ricandideranno? Sì, mi ricandiderò senz'altro. Vediamo se sarà possibile avere ancora una legislatura che mi auguro possa essere un po' meglio di quella che si è appena conclusa. Il partito di Treviso e tante brave persone mi hanno scritto perché io mi ricandidi e lo farò con spirito di servizio, sperando che questo possa essere utile per il nostro territorio. L'esperienza fatta in questi 5 anni la ritengo abbastanza positiva, deciderà il partito.